Con onda tregua, allerta meteo prolungata fino a tutta la giornata di sabato. Intanto Zaia firma lo stato di emergenza per i territori colpiti sul Montello. Tra Nervesa della Battaglia e Giavera, gli alluvionati chiedono regole chiare per i ristori. Dal sindaco Maccari l'appello a documentare i danni. Abbiamo paura, non dormiamo la notte. Il racconto. Ore di angoscia a Pagnano d'Asolo per la scomparsa di una 58enne sparita nel nulla dalla tarda serata di ieri. La donna si era allontanata da casa a piedi per andare a far visita al fratello. Più di 2 mesi dall'omicidio di Vincenza Saracino a Canizzano e ancora nessuna soluzione al giallo. I familiari della donna si affidano all'avvocato Fadalti, dicono: vogliamo verità e rispetto. Nel 2022 a Conegliano avevano picchiato brutalmente un barista per rubargli l'incasso, condannati Samuele Battistella e Abdallah Diuma. Il primo è anche il killer dell'imprenditore Tominaga, ucciso da un pugno ad Udine. Tagliarci i capelli gratis o ti uccidiamo, armati di macete, hanno minacciato di morte un barbiere loro connazionale, 2 cittadini marocchini arrestati. Inseguimento a folle velocità nel cuore di Vittorio Veneto, identificati e denunciati dalla polizia locale 4 giovanissimi, 2 sono minorenni. Intervento record per una ciste all'ospedale di Oderzo, rimossa ad una paziente di 75 anni una massa addominale grande come un pallone da calcio. Le frecce tricolori alla base del 51esimo stormo di ritorno dal Tour di Nord America. Ha presentato il nuovo aereo con la livrea ideata da Pininfarina, in strana il ministro della difesa Guido Crosetto. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione che arriva dalla Marca trevigiana. Il maltempo su buona parte del Veneto. Partiamo da qui perché l'allarme non è rientrato, l'allerta meteo è prolungata fino a domani. Tra Nervesa e Giavera la situazione tra l'altro resta molto critica, anche oggi per molti è stata una giornata di passione. Il nostro reportage. Sì, ho visto. Se teneva botta questo eravamo salvi, non è esploso e non è fino, L'acqua che sfonda bocche di lupo e infrange i vetri, l'acqua che si insinua in ogni pertugio e danneggia elettrodomestici e auto. A quasi 40 ore dalle inondazioni in via Montello a Giavera è ancora il momento della conta dei danni e della paura. Siamo disperati. Non sappiamo più che santi chiamare, chi chiamare. Il sindaco ci viene incontro, ci aiuta, ma è limitato anche lui. Non sappiamo cosa fare. Provvisoriamente tutti quanti ci si arrangia con delle paratie, sacchi e altre cose finché non si trova una soluzione. Ecco, ognuno, diciamo così, corre ai ripari come... Sì, purtroppo sì. Via Montello negli ultimi anni è finita sott'acqua 3 volte, la prima nel 2018, la seconda il 9 giugno scorso, la terza poche sere fa. Comprensibile a questo punto l'esasperazione, per alcuni non c'è stato nemmeno il tempo per risollevarsi. Questa è dove è arrivata l'acqua il 9 giugno e questa è quella dove è arrivata l'altro ieri. Ogni volta che piove, ogni volta che c'è una nuvola un po' più nera abbiamo paura e non sappiamo più cosa fare. E questo mentre continua a piovere, con il centro funzionale della protezione civile che ha prolungato a tutto sabato lo stato di attenzione per vento forte su area montana e pedemontana. Resta l'avviso di criticità idraulica e idrogeologica e resta quindi la paura come quella provata dal signor Aldo Lucchetta, che ha tentato di mettere in sicurezza il suo garage con dei sacchi ma non ha avuto il tempo materiale per farlo. L'acqua lo stava travolgendo. L'acqua mi arriva da qua e mi ho preso paura. Tutti questi anni qua è la prima volta. Garage, cucine da buttare, intonaci, ricordi di una vita. L'elenco in questo angolo di Giavera si allunga ora dopo ora. Arriva che è un fango e adesso ecco, io per pulire qua, per sistemare mi ci vogliono, non so, io 20.000 euro se mi bastano, no, non mi bastano, no. Dunque c'è lo stato di emergenza regionale decretato dal presidente Luca Zaia. Chiediamo ristori veloci, regole chiare, dicono le famiglie, e le attività colpite, documentate i danni, invece è l'appello del sindaco di Giavera.
Potevamo aver considerato il discorso del furto, del furto o comunque che succedesse qualcosa agli impianti, ma non certo quello dell'acqua, anche perché qua attorno non ci sono fiumi che esondano come magari da altre parti. Aveva messo in conto la visita di possibili ladri, ma non la furia dell'acqua. Milly Marcolin, titolare accanto al marito di questo laboratorio di bioedilizia a Bavaria di Nervesa della Battaglia, epicentro dell'emergenza. Qui come altrove la conta dei danni è in evoluzione. Finché non abbiamo tirato fuori l'acqua non possiamo neanche tirare fuori il resto della roba, perché non sappiamo neanche come sia messo giù di là. Cioè lì è caduto per terra tutto quanto, però finché non abbiamo levato via l'acqua non possiamo sapere. Cioè bisogna quantificare i danni quando abbiamo finito, insomma. Posso chiederle se siete assicurati contro? No, perché questo non per l'acqua. Poco distante la casa di Gianna Bignou, liberata dal fango sì ma non abitabile. Tutti gli elettrodomestici della cucina sono fuori uso, danneggiati il parquet e gli interni, ma per Gianna, che è già stata in comune, non è solo una questione di ristori. Semplificazione delle cose, capire la natura del problema, perché non è la bomba d'acqua in se stessa, e a un certo punto io sono sfollata perché sopra, al piano superiore, ho solo la camera, per cui non avendo niente di utilizzabile per mangiare, lavarmi e tutto, sono costretta ad andare da mio fratello. Lei dice sono sfollata a casa mia. Sono sfollata a casa mia, sì. Nel frattempo il presidente Luca Zaia ha decretato lo stato di emergenza regionale che nella Marca riguarda oltre a Nervesa e Giavera anche Volpago, Arcade e Susegana. Dal sindaco Maccari parte un appello preciso. Ho visto stamattina che Zaia ha dato lo stato di calamità, quindi questo insomma mi sembra una cosa propositiva e quindi rinnovo anche ai cittadini, come abbiamo mandato ieri il messaggio, di chi ha avuto danni, portare l'esposto in comune in modo che noi raccogliamo e facciamo da cabina regia nei confronti anche dello stato di calamità. La partita è fondamentale, l'obiettivo per tutti è ripartire. Sarà anche dura perché come azienda siamo una piccola azienda, quindi non è che abbiamo molti mezzi o possibilità di investire nuovamente. Siamo a Pagnano d'Asolo ora, dove sono ore di apprensione per la scomparsa di una donna di 58 anni, sparita nel nulla dalla serata di ieri. La donna si era allontanata da casa a piedi per andare a far visita al fratello, ma di lei si sono perse le tracce. Il marito, non avendo più notizie della donna, ha denunciato la scomparsa della moglie ai carabinieri nella mattinata di oggi. Sono in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco, anche con l'utilizzo dell'elicottero e altri mezzi, e da parte dei volontari della protezione civile. Ricerche rese complicate dal maltempo. A più di 2 mesi dal delitto di Vincenza Saracino avvenuto, lo ricorderete, a Canizzano, i familiari della donna chiedono verità e giustizia. Restiamo fiduciosi negli inquirenti, dicono attraverso l'avvocato trevigiano Luigi Fadalti. Sta passando un periodo, come è facilmente comprensibile, terribile. È una famiglia di lavoratori, è una famiglia molto unita. Erano molto uniti anche Vincenza e il marito Fabio. Devo dire che alcune insinuazioni che mi è capitato di leggere o di sentire all'inizio di questa vicenda erano e sono veramente fuori di luogo, fatte da persone che non conoscevano la realtà delle cose. Quindi immagino che quelle insinuazioni abbiano fatto male alla famiglia, al marito, alla figlia, un po' a tutti, a chi conosceva Vincenzo. È un grande dolore sicuramente. Questo lo stato d'animo di una famiglia distrutta, quella di Vincenza Saracino, la cinquantenne uccisa a Canizzano a inizio luglio, un giallo lungo un'intera estate con un'indagine delicatissima condotta nel più stretto riservo che vede gli inquirenti non lasciare nulla al caso. Chi ha ucciso Enza e perché sono gli interrogativi che al momento sembrano non avere una risposta, perlomeno ufficiale. Ma io non ho dubbi che le attività di indagine siano quanto più attente possibile e sono fiducioso che portino a un risultato concreto. Io non posso dire che non ci siano novità rilevanti, io posso ritenere che la vicenda sia talmente delicata da imporre che se vi sono novità e se non siano divulgate. Quindi la fase delicata potrebbe essere delicata? Assolutamente sì. Io credo che ogni forma di interferenza sia quanto mai dannosa. Comprendo le preoccupazioni, non della famiglia a questo punto, ma della società, ma ritengo che
ci debba essere fiducia. Vincenza Saracino era stata trovata senza vita 24 ore dalla sua scomparsa in via Maleviste, all'esterno di un capannone dismesso a poche centinaia di metri da casa. 5 le coltellate tra collo e mandibola. Da lì la caccia al killer, con i carabinieri che hanno passato a setaccio tutte le telecamere del percorso che la donna era solita fare tra Preganziol, dove lavorava nel sexy shop del marito, e la sua abitazione, circa 5 chilometri che Vincenza percorreva con la sua bici elettrica anche più volte al giorno. Fadalti, per conto della famiglia, ribadisce la linea. Verità e rispetto mi pare che siano i due termini esatti, e un'indiadi che rende perfettamente il punto di vista dei familiari. Nel 2022 a Conegliano avevano picchiato brutalmente una barista per rubare l'incasso. Sono stati condannati Samuele Battistella e Abdallah di Yuma. Il primo è anche il killer, lo ricorderete, di Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese ucciso con un pugno a Udine. Mi hanno brincato in 3 e mi hanno messo giù per terra, uno si è seduto sopra e mi hanno portato via i soldi. Così aveva iniziato il racconto di quella terribile notte il 34enne barista indiano, picchiato e rapinato di 2.000 euro a Conegliano. Era l'11 novembre 2022. 2 dei 3 giovani che aggredirono l'esercente sono stati identificati ed ora condannati. E non sono 2 persone qualunque. Si tratta di Samuele Battistella e Abdallah Juma, gli stessi ventenni coinvolti con un terzo complice nell'omicidio dell'imprenditore giapponese 56enne Shinpei Tominaga, ucciso nel kebab di Udine nel giugno di quest'anno. Una violenza che ha scioccato tutta la comunità. Battistella, in carcere, è responsabile del pugno fatale a Tominaga, morto per le gravi lesioni alla testa dopo l'aggressione fatale. In attesa che questa inchiesta faccia il suo corso, il Tribunale di Treviso ha condannato il ventenne e l'amico per la rapina e le lesioni ai danni del barista indiano a Conegliano. Battistella dovrà scontare 4 anni e 20 giorni, Juma invece 6 anni e 20 giorni, perché il recidivo aveva infatti già commesso una tentata rapina. Un'azione estremamente violenta, quella ai danni dell'esercente nella città del Cima. Meno di un anno dopo, il destino avrebbe fatto incontrare i due con Shinpei Tominaga, ucciso senza un perché dalla furia cieca di Battistella. Armati di macete minacciano il barbiere chiedendo di tagliare i capelli gratuitamente. Siamo a Castelfranco. Ti uccidiamo e ti bruciamo il locale se non ci tagli i capelli gratis. Armati di macete, 2 cittadini del Marocco di 28 e 42 anni hanno fatto irruzione da un barbiere nel capoluogo castellano. I 2 hanno minacciato l'esercente senza mezzi termini. Già in un'altra occasione la vittima era stata costretta a tagliare i capelli senza essere pagato. Non solo perché i 2 malviventi, senza fissa dimora, con piccoli precedenti penali alle spalle, avevano anche rapinato un magrebino. Lo avevano incontrato alla stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto e l'avevano ferito, sempre con il macete, ad un orecchio per portargli via 10 euro. Tutto questo è accaduto a fine giugno. Immediate le indagini dei carabinieri di Castelfranco, che hanno consentito di acquisire elementi utili all'identificazione dei 2 stranieri. L'altro pomeriggio è scattato il blitz. Accertata l'identità dei 2 cittadini del Marocco, i militari dell'Arma sono andati ad arrestarli. Gli è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata dal GIP trevigiano su richiesta della locale Procura della Repubblica. I 2 sono stati tradotti in carcere con l'accusa di rapina aggravata, minacce e lesioni personali, in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà nei prossimi giorni. Spresiano, il raid nella notte tra lunedì e martedì, 7 negozi in cui una banda ha cercato di entrare. Rabbia e sconforto da parte dei commercianti colpiti, che dicono vandali che hanno già agito sembra possano agire impuniti. Io ho un'agenzia immobiliare, dentro i soldi non ce ne sono. Quindi secondo lei volevano soldi? Sì, cercavano soldi, solo soldi contanti. Hanno fatto questo, l'estetista, il tabacchino. Sono venuti dentro anche da me 5 anni fa. Cercavano soldi e non li hanno trovati. Hanno lasciato però dietro di loro tanti danni da ripagare. I commercianti di Piazza Rigo di Spresiano, colpiti dalle raid nella notte tra lunedì e martedì, sono neri. Ci sono rimasto malissimo, però non sono riusciti ad entrare. Neanche la voce?
L'estetista Wild Rose che non vuole rilasciare dichiarazioni, poi ci sono la parrucchiera, il tabaccaio, il bar, il barbiere. Una notte di follia con sassate alle vetrate, porte e portoni forzati. Le telecamere li hanno ripresi, ma giustizia, ammette con rabbia il sindaco Marco Della Pietra, non sarà fatta. Bisognerebbe che quando si prendono sti personaggi qua scontino la pena che debbono scontare senza tanti buonismi. Li troverete? Ma sì che li troviamo, però dopo cosa succede? Succede che li portano in caserma, vengono identificati e poi per una serie di norme che non capisco neanch'io, il giorno dopo te li ritrovi qua a fare la stessa cosa. L'impunità che rischia di alzare il livello dello scontro e alimentare l'esasperazione di chi è vittima di queste azioni. Non so a chi dare la colpa, è che purtroppo qua a Spresiano ultimamente succedono dei fatti, graffiano macchine e tutto, da come ho capito stiamo vivendo un po' una situazione non tanto piacevole. Insomma, non si tratta di episodi isolati. Sono talmente furbi che c'è una banca qui, c'è una banca di là della strada, ci sono le telecamere del comune, i negozianti anche hanno le loro telecamere, insomma, non sono dei geni, ecco. Nelle immagini delle telecamere dettagli importanti per arrivare a dare un nome e un volto ai responsabili. Sembra che abbiano un po' la facoltà di fare quello che vogliono, nessuno gli dice niente, nessuno fa niente, sanno che non rischiano nulla, non è una bella situazione. Siamo in centro di un bel paese, servizi ce ne sono e quindi è veramente un dispiacere che ci sia questa situazione. Siamo a Vittorio Veneto con un inseguimento a folle velocità, identificati e denunciati dalla polizia locale 4 giovanissimi, 2 sono minorenni. Manovre azzardate, sorpassi pericolosi fra le auto. 5 giovani in sella alle loro moto si sono resi protagonisti di una lunga serie di violazioni della strada, mettendo a rischio pedoni e ciclisti. È accaduto sabato scorso nel cuore di Vittorio Veneto. Ad intercettare gli spericolati motociclisti una pattuglia automontata della polizia locale di Vittorio Veneto che li ha intercettati in Viale della Vittoria. Ai ragazzi è stato intimato l'alt, ma per nulla intimoriti si sono dati alla fuga. Hanno attraversato a folle velocità strade, vie, attraversamenti pedonali, incuranti della sicurezza degli utenti della strada in presenza del traffico dell'ora di punta. Uno solo dei centauri si è fermato, gli altri hanno continuato la corsa. La polizia locale li ha cercati fino a raggiungerli in Viale Verizzera, ma nonostante gli agenti avessero azionato lampeggianti e sirene, i 4 ragazzi hanno continuato la fuga. La pattuglia, dopo averli inseguito lungo Viale Matteotti e via Sant'Antonio da Padova, visto l'aumento della velocità di marcia e la chiara intenzione dei conducenti dei motocicli a resistere ai pubblici ufficiali, desisteva per motivi di sicurezza. Immediatamente sono scattate le indagini in una zona fra l'altro dove non mancano di certo le telecamere di videosorveglianza. È bastato poco alla polizia locale per arrivare ai motociclisti. Si tratta di 2 diciottenni e altrettanti 17enni residenti nei comuni del Vittoriese. Nei loro confronti, oltre alle varie violazioni al codice della strada derivanti dalle manovre spericolate, saranno segnalati all'autorità giudiziaria per resistenza pubblico ufficiale. Lo sconcerto della sindaca Mirella Bagliana. Sempre più spesso si ripetono questi episodi in cui dei ragazzi giovani hanno poca considerazione a quelli che sono i richiami che arrivano dalle polizie o anche dai carabinieri, e qui c'è da fare un lavoro di recupero di quello che è il rispetto nei confronti delle forze dell'ordine. Studenti sorvegliati dai carabinieri, continua l'impegno dell'Arma di Treviso nell'osservazione e nel monitoraggio dei luoghi di aggregazione giovanile per prevenire eventuali episodi di violenza che possano turbare il vivere quotidiano. Questa mattina è stata la volta dei principali plessi scolastici del capoluogo, dove i militari hanno sostato a lungo in concomitanza con l'ingresso in aula dei ragazzi, in particolare negli istituti scolastici Luzzatti, Canova, Duca degli Abruzzi, Fermi, Berto, Albertini ed Artisti, con attività di prevenzione e rassicurazione sociale che proseguirà anche nelle prossime settimane. Ci spostiamo con le immagini a Venezia. In 500 questa mattina alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo per l'addio all'alpinista manager di Maser Francesco Favilli, morto nella tragedia della Marmolada d'inizio mese. Era con il collega Filippo Zanin. L'ultimo viaggio nella bara in legno chiaro, i fiori bianchi del feretro di Francesco Favilli, il manager 44enne venuto a mancare il 3 settembre corrente, insieme al collega 36enne Filippo Zanin lungo la Marmolada e nella sua Venezia.
Ad accompagnarlo al cimitero di San Michele in motoscafo tutta la sua famiglia, con il papà Fabrizio, il fratello Giacomo, la sorella Federica e l'ex moglie Foscazzani con i 2 figli piccoli Irene e Michele, 11 e 8 anni appena. Per ultimo saluto tutti nella prima fila dalle 10 nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, sempre a Venezia, chiusa per le visite ai turisti per le quasi 2 ore di omelia celebrata da Don Piotr Miluski. In 500 tra familiari, parenti e amici ad omaggiarlo, compresi i colleghi dell'azienda di Asolo dove lavorava e i tantissimi amici arrivati dal Piemonte. Toccanti le parole del papà, del manager, rivolte sia ai nipotini rimasti senza appunto il genitore, sia ai presenti in Basilica Pierluigi e Giulia, il papà e la moglie del collega alpinista del figlio, morti insieme poco dopo l'inizio della tragica scalata. Un silenzio necessario per una morte senza un perché e che si è presa la vita, quella di Francesco, così commosso, con la voce rotta dal pianto, sempre il papà Fabrizio. Francesco è ricordato con Filippo, 2 amici che continueranno a vivere nei ricordi di quanti li hanno amati per come, a loro volta, loro stessi sono stati capaci di amare. Avete amato e siete amati. Ciao Francesco, ciao Filippo. Si dicono pronti a scioperare i gestori di pompe di benzina, eliminare i cartelli che distinguono tra self e servito e precarizzare i nuovi contratti di fattura. Questi sono i punti che contestano all'interno del DDL Carburanti. Siamo molto delusi, sappiamo che ci sarà molto probabilmente un incontro da qui a 10 giorni, nel frattempo noi ci stiamo organizzando perché questo passaggio non può essere fatto in questa maniera qui. Pronti a scioperare contro il DDL Carburanti. È una levata di scudi quella dei gestori degli impianti di rifornimento, nonostante l'incontro che ha visto il faccia a faccia tra il ministro allo sviluppo economico Adolfo Urso e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Nulla di fatto. Tra i punti più critici la precarizzazione dei contratti di fornitura. Sui contratti non ha fatto nulla, ha lasciato più spazio ancora alle compagnie per fare assunzioni di finte partite IVA, di fatto sono dipendenti ma più schiavi che altro. Ha fra l'altro cancellato l'unica informazione ai clienti che poteva ancora servire, che il differenziale servito fai da te, quindi praticamente ha fatto un totale patatrac su tutti i fronti. Un DDL che sembra scritto dalle compagnie petrolifere, accusano. Alla scadenza dei contratti con i gestori, infatti, queste potrebbero scegliere di gestire gli impianti in proprio assumendo personale. Già qualche gestore dice io quel tipo di assunzione non l'accetto, piuttosto vado a lavorare in fabbrica, guadagno anche di più, ho le mie tutele, invece qui non ha nessuna tutela. Se la compagnia decide che tu devi lavorare anche sabato e domenica, che so 10 ore la domenica, tu devi farle, altrimenti sei penalizzato con penali importanti. Tra i punti contestati anche l'abolizione dei cartelli che indicano la postazione self o servito, garantendo la trasparenza dei prezzi. Ci siamo battuti su un cartello medio regionale che abbiamo sempre ritenuto ininfluente e non al servizio del consumatore, e con un colpo di spugna adesso vogliono togliere il cartello del differenziale, l'unico cartello che effettivamente indica il prezzo servito e il prezzo self che serve all'utente per potersi rifornire sull'impianto, e vogliono togliere anche questo. Un'operazione che porterebbe nelle casse delle compagnie 1 miliardo di euro. Siamo alla politica, c'è un nuovo incarico per il padovano Alberto Stefani, che è nominato vice segretario federale della Lega durante il Consiglio riunito a Roma da Matteo Salvini. L'obiettivo, lo ha ricordato, è quello dell'autonomia. La nomina era nell'aria, è ufficiale, sarà Alberto Stefani, numero 1 del Carroccio in Veneto, uno dei 2 nuovi vice segretari della Lega. Lui e Claudio Durigon, laziale sottosegretario al lavoro, andranno ad affiancare Andrea Crippa, prendendo il posto del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e del presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana. Tutto come previsto per il giovane deputato veneto, ex sindaco di Borgoricco e presidente della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Un'emozione grande, io cercherò ovviamente di offrire il mio massimo supporto al partito. Io sono in questo movimento dall'età di 15 anni e quindi non può che essere oggi una grande emozione
per dare il proprio contributo a quello che è il movimento nel quale sono cresciuto. Moderato ma da sempre a fianco del segretario Matteo Salvini, Alberto Stefani ha ricevuto un mandato di tipo organizzativo legato ai congressi regionali che restano da celebrare e al futuro congresso federale. Un approccio molto gestionale. D'altra parte io ho avuto la possibilità di ricoprire questo incarico sia a livello provinciale a Padova, Venezia, poi a livello regionale e oggi a livello nazionale. Cercherò ovviamente di mettere al servizio del partito, nonostante la mia giovane età, quelle esperienze che ho avuto nella gestione del movimento. Un movimento da rilanciare partendo da quella che Stefani considera la sua forza, l'identità, che deve tornare al centro dell'azione della Lega, aggiunge. E guardando al Veneto, Stefani, da più parti candidato in pectore per la Lega come futuro presidente della regione, rilancia. C'è ancora margine per un terzo mandato a Luca Zaia. Sto lavorando, anzi sono il primo firmatario, quindi anche pubblicamente, della proposta di legge per il terzo mandato di Zaia, perché credo che Luca Zaia abbia debba avere la possibilità di fare un altro mandato. Ovviamente ci deve essere la convergenza politica di tutte le forze politiche centro-destra. Abbiamo visto che Forza Italia si è chiamata fuori lanciando Tosi. Noi abbiamo un'idea diversa, l'idea che la Regione Veneto debba restare a guida leghista per continuare il percorso di autonomia che abbiamo lanciato, per renderla effettiva. È rientrata in Italia la pattuglia delle Frecce Tricolori questa sera alla base del 51esimo stormo di Istrana, una cerimonia anche con il Ministro della Difesa. Per noi l'ha seguita Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Buonasera Anna, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Come vedete mi trovo all'interno della base militare del 51esimo stormo qui ad Istrana. La cerimonia si è conclusa circa un'oretta fa. Devo dire un ministro molto preoccupato, quello che noi abbiamo sentito nel corso del suo discorso, perché ha detto dobbiamo essere preparati rispetto a 15 anni fa, ma soprattutto dobbiamo essere preparati rispetto a 3 anni fa. Inevitabile quindi il riferimento alla guerra in Ucraina, un ministro che ha ripetuto più volte dobbiamo essere uniti insieme perché i tempi sono veramente difficili. Questo è stato il sunto del suo discorso all'interno della presentazione non solo del ritorno delle Frecce Tricolori qui in Italia dopo il tour che c'è stato in Canada e in Nord America, ma anche rispetto a quello che sono state delle esercitazioni molto importanti dell'aeronautica e della marina nei mari australiani e del Giappone. E allora proprio per questa esercitazione abbiamo sentito il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Luca Goretti. Sentiamo che cosa ci ha detto. Un'esercitazione però anche dall'altra parte del mondo per dire che comunque noi siamo sempre preparati e pronti. Devo dire che è stata una sfida inizialmente interna, volevamo essere consci e consapevoli della nostra capacità e ci siamo riusciti, ne eravamo consapevoli, eravamo pronti, ma lo dovevamo dimostrare soprattutto a noi stessi e devo dire che il risultato è stato al di là delle più rose aspettative, riconosciuti anche dagli stessi australiani e giapponesi che ci hanno fatto una festa strepitosa. Non solo per noi stessi ma per tutto il mondo, fa vedere che ci siamo e siamo pronti a difenderci. Diciamo che non siamo più spaghetti e mandolino, se mi passa il termine, siamo orgogliosamente fieri della nostra caratura. E a proposito di caratura va detto che insieme al ritorno delle Frecce Tricolori oggi c'è stata la presentazione del nuovo aereo su cui appunto voleranno le Frecce Tricolori, il 246 della Leonardo, che è un fiore all'occhiello utilizzato, pensate, da Israele e anche dal Giappone. Questo l'ha ricordato il ministro Crosetto proprio per quanto riguarda la loro arma, insomma l'arma aeronautica di questi paesi. Un aereo davvero particolare con prestazioni importanti, ma anche un aereo dal design importante, perché la livrea è stata pensata dallo studio di Pininfarina, quindi firma italiana per un aereo italiano, per un'eccellenza da portare in tutto il mondo. Allora sentiamo cosa ha detto in tal senso proprio il ministro Crosetto e poi linea allo studio. L'Italia rappresenta nel mondo una delle espressioni più avanzate di tecnologia e all'interno
all'interno dei tanti settori quello dell'aeronautica è uno di quelli dove siamo più avanzati con Leonardo, così come lo siamo sulla parte marina con Fincantieri. Anche quelli, l'aeronautica è nata qua. Io ricordo che noi addestrammo in Italia i primi piloti americani, furono addestrati a Foggia, ce ne siamo dimenticato. Da allora abbiamo proseguito la nostra qualità in questo settore, che è un settore che diventa prima militare e poi porta le sue innovazioni nel settore civile, per cui consente ora, anche in questi anni, di dare lavoro a decine di migliaia di persone, oltre a proteggerci e a darci protezione. Per cui questo è un piccolo esempio di un orgoglio che poggia sulla storia, sulle spalle, sulle gambe, sulle braccia, sulle teste di centinaia, migliaia di italiani che ci hanno preceduto, ma che la tradizione, oggi siamo qua a dire che la tradizione continua, quella della nostra tecnologia e anche della nostra capacità del bello, come è rappresentato in questo caso dal tocco di Pininfarina. Pochi secondi di pubblicità, ripartiremo dalla sanità. Ben ritrovati, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dunque dalla sanità. Maxi intervento all'ospedale di Oderzo, rimossa ad una paziente di 75 anni una massa addominale grande come un pallone da calcio. Una massa addominale di più di 25 cm e di quasi 5 kg, più grande di un pallone da calcio, è quanto presentava una paziente di 75 anni quando è stata presa in carico dall'equipe del dottor Marco Brizzolari, direttore della chirurgia dell'ospedale di Oderzo. La donna da alcuni mesi si era accorta di un rigonfiamento addominale al quale però inizialmente non aveva dato peso. Con il passare del tempo però l'anziana ha notato l'addome diventare sempre più disteso e duro e ha iniziato ad accusare dolori al basso ventre. Che aveva compresso le strutture limitrofe, vale a dire l'intestino, e cominciava a dare non solo dei dolori, ma anche delle difficoltà di canalizzazione. Su indicazione del medico di base si è sottoposta a degli approfondimenti diagnostici radiologici che hanno evidenziato la presenza di una voluminosa massa cistica con caratteristiche sospette. A quel punto si è reso necessario un complesso intervento chirurgico all'ospedale di Oderzo, che ha visto la collaborazione dell'equipe del dottor Brizzolari e quella del professor Giacomo Zanus, direttore della chirurgia 2 dell'ospedale di Treviso, grazie a tecnologia all'avanguardia. Proprio questa tipologia di set ci ha consentito di portare a termine un intervento complesso in maniera ottimale, senza perdite di sangue, con un recupero rapidissimo della paziente che è stata poi dimessa rapidamente. Un lavoro di squadra che ha salvato la vita alla paziente. Questo è un esempio bellissimo di collaborazione tra professionisti, tra strutture ospedaliere che sono vicine e che possono collaborare in maniera ottimale. Quindi salva la vita sì, un controllo, ma soprattutto un controllo in strutture di livello. Siamo allo sport, il rugby, domani sera a Monigo, ultima amichevole per la Benetton, intanto presentata la nuova maglia casalinga dei Leoni. Vediamola insieme. Nelle botteghe cittadine, tra i vicoli del centro e naturalmente sugli spalti dello stadio di Monigo. Eccola la nuova maglia che la Benetton Rugby indosserà nelle partite casalinghe nella stagione 2024-2025, ormai alle porte. Per la presentazione ufficiale un video che porta la divisa nel cuore della città di Treviso, pronta ad applaudire i Leoni nelle prossime competizioni. Immancabile la classica tonalità bianco-verde, simbolo della squadra, in una maglietta altamente high-tech, dal tessuto alla presenza sul collo di un rilevatore GPS che monitorerà le prestazioni dei giocatori durante le gare, fornendo dati fondamentali sull'attività fisica e contribuendo alla gestione ottimale della condizione atletica. Altra novità sul retro, con l'inserimento dei cognomi dei giocatori sopra il numero di maglia. Giocatori che avranno sempre accanto i propri tifosi, non solo sugli spalti, ma proprio sulla maglietta. Nella parte bianca, infatti, sono raffigurati in tono su tono i sostenitori del club, simbolo del loro costante supporto. Tifosi pronti a seguire per la prima volta in questa stagione allo stadio di Monigo la nuova Benetton Rugby, impegnata venerdì alle 20 nella seconda e ultima amichevole di precampionato, con gli Harlequins che rivedrà in campo dopo una lunga assenza a causa infortunio Paolo Odogu e Nawel Tetaz. Un banco di prova importante in vista della prima partita di Unit Rugby Championship in programma sabato 21 settembre davanti al pubblico di casa contro Scarlets.
Ed ora c'è la pagina di Belluno. Partiamo dalla diga del Vanoi, non ci sono i soldi per realizzarla, sembrava la novità del giorno, il primo significativo stop all'ipotesi di sbarramento e invece si va avanti e la guardia deve restare alta, afferma il segretario provinciale del Partito Democratico Alessandro Del Bianco. Lo ascoltiamo. Si finanzia la progettazione per arrivare a costruire l'opera, perché il concetto qual è? Nel momento in cui si ha un progetto definitivo esecutivo, è evidente che l'opera diventa immediatamente cantierabile e quindi alla prima emergenza siccità si ha il progetto pronto per presentare e fare. E questo è il rischio concreto e reale. La diga sul Vanoi, bacino in Trentino e infrastruttura nel Bellunese ha 5 ipotesi progettuali e quella più gettonata prevede un bacino di accumulo per 20 milioni di metri cubi d'acqua contro i 33 del piano originario. Acqua preziosa come l'oro per il consorzio di bonifica Brenta, sollecitato ad andare avanti dalla Regione Veneto, che nel 2023 aveva inserito il progetto in cima all'elenco delle priorità per il contrasto alla siccità. Poi le cose sono cambiate. Il fatto che oggi, oltre ai fondi PNRR per finanziare lo sviluppo progettuale, non ci siano le risorse per realizzarla, stimate in oltre 200 milioni di euro, non ferma il consorzio Brenta ed è questa la preoccupazione. Ci stupisce davvero il fatto che si sia creata una notizia con una non notizia. Adesso stiamo assistendo al dibattito pubblico su un progetto preliminare, quindi di fatto su un progetto che vuol dire poco, quasi nulla, mentre i progettisti hanno l'incarico per arrivare a fare il progetto definitivo esecutivo della diga del Vanoi. Quindi una volta che sarà finita questa fase di dibattito davvero finto, i progettisti continueranno il loro lavoro e arriveranno a sviluppare un piano a tutti gli effetti di progetto esecutivo dell'opera. A quel punto vedremo che cosa succederà. Ma c'è dell'altro, aggiunge Del Bianco. La Regione ha sempre sostenuto l'opera diga del Vanoi. Ci sono delibere alla Giunta che lo testimoniano e delibere di Consiglio che lo testimoniano ancora di più. Quando è stata proposta delibere o mozioni che chiedevano di stoppare la diga, la maggioranza in Regione ha sempre votato contro. Quindi adesso semplicemente che cosa si vuole fare con questa operazione mediatica? Si vuole abbassare la tensione. Secondo chi ci ascolta è concepibile arrivare a spendere 1 milione di progettazione, tra l'altro col PNRR, sapendo che l'opera non verrà fatta? Se fosse così, allora probabilmente la Corte dei Conti dovrebbe interessarsi alla vicenda. E dunque mai come ora la tensione deve restare alta, meglio altissima. Il coro di contestazioni diffuse fra le province di Trento e Belluno non si limiterà solo alla partecipazione ad incontri. I comitati hanno annunciato una manifestazione unitaria per il prossimo 5 ottobre. Il PD, da sempre autenticamente contrario, ci sarà, dice Del Bianco, che attacca il presidente Zaia. Dire di essere contrari fino a quando la tecnica non dirà che la cosa è sicura è un'affermazione molto ambigua, molto ambigua. Per cui su questo noi siamo contrari, ci sono molte forze politiche che sono contrarie, associazioni eccetera. Diciamo che le forze di centrodestra io ho qualche dubbio che siano contrarie davvero. L'occasione per una posizione di contrarietà netta dell'istituzione regionale l'ha messa sul tavolo il PD. Il gruppo consigliare a Palazzo Ferrofini ha chiesto l'inserimento della discussione della mozione depositata lo scorso luglio all'ordine del giorno del Consiglio regionale di martedì prossimo. La capogruppo Vanessa Camani. Il gioco delle 3 carte deve finire. Dalla canottiera al piumino in un batterdali difficile fare i conti con il pur annunciato brusco calo delle temperature causato dalla perturbazione che almeno fino al primo pomeriggio di domani stazionerà sul Bellunese. Pioggia battente, vento forte nelle vallate, neve sui passi in quota, soprattutto Fedaia e Campolongo come mostrano le foto della comunità social Viabilità Bellunese dove il termometro è sceso di pochi gradi sotto lo zero. Andrà peggio dalla serata quando la quota neve è prevista in abbassamento fino a 1500 metri di quota e come segnala l'ARPAV a tratti anche fino ai 1000 metri. Il vento ha causato la caduta di qualche pianta, fino ad ora non si registrano però particolari situazioni di disagio. E si è risolta, grazie all'intervento di un privato cittadino, il caso del clochard che per quasi tutta l'estate ha bivaccato sui gradini della chiesa di San Rocco sotto i portici di Piazza dei Martiri. Ma la situazione continua a tenere alto il dibattito politico in città.
Un problema di ordine sociale affrontato come fosse d'ordine pubblico. Non si spiegano in altro modo i reiterati interventi delle pattuglie, delle volanti o della locale che durante l'estate sono intervenute in diversi orari del giorno e della sera per spostare di peso il clochard che aveva deciso di eleggere a suo domicilio gli scalini della chiesa di San Rocco sotto i portici di Piazza dei Martiri a Belluno. Veri e propri blitz documentati da qualche solerte cittadino che ha ripreso gli agenti spostare quasi di peso l'uomo dai gradini della chiesa ai giardini, quando anche il meteo avrebbe suggerito di far riparare il clochard al coperto. Ora la situazione, che ha causato un disagio tutto nuovo per la città di Belluno, pare essersi risolta. Grazie all'intervento di un privato e di una persona che lavora per la Caritas, gli è stato trovato un posto nella comunità di Landris. Pare infatti che sia proprio questo privato intervenuto per risolvere la questione nell'assenza dell'assessore ad aver convinto la comunità di Landris a ospitare nuovamente questo ragazzo in difficoltà. Sul tema la consigliera Bavasso ha presentato un'interrogazione che sarà discussa al prossimo Consiglio Comunale. Un problema di ordine sociale tralasciato diventa un problema di ordine pubblico. Di conseguenza mi sono sentita di interrogare l'amministrazione chiedendo innanzitutto a chi fosse in carico effettivamente il soggetto, visto che la percezione è che l'assessore Dal Ponte sia stato assente. Ho chiesto inoltre che cosa intendano fare nel momento in cui la soluzione della comunità dovesse rivelarsi fallimentare e quindi quali siano in una prospettiva futura gli interventi che l'assessore ha, spero, pensato. Infine ho domandato come mai si sia atteso il 21 agosto per fare la riunione interservizi, ovvero un tavolo di coordinamento, dal momento che il problema era noto da tempo. Una raffica di domande a cui dovrà rispondere l'assessore al sociale Marco Dal Ponte, in quest'ultimo periodo alle prese con il suo referato alle frazioni, mentre voci di corridoio danno per certa la presenza quasi quotidiana di 2 assistenti sociali inviate a pulire il giaciglio utilizzato dal senza tetto afghano che vive in via Tiziano Veceglio nei pressi dell'Emporio cinese. A Belluno ci sono 1-2 casi di questo tipo, quindi non è assolutamente concepibile che vengano tralasciati e che queste persone, perché ricordiamoci che sono persone, vengano lasciate in balia di se stesse, benché lancino dei segnali. E questo ragazzo, e sto parlando del furto del furgoncino, ne ha lanciati diversi. Non possiamo chiaramente come comunità e come società lasciarlo abbandonato a se stesso. Si è conclusa la raccolta firme a sostegno della mozione di iniziativa popolare volta a conferire la cittadinanza onoraria a Julian Assange, depositata lo scorso 14 di giugno. Il gruppo Belluno per Assange ha consegnato al Comune di Belluno 335 firme certificate e a queste ne sono state allegate altre 100 di cittadini residenti in provincia che non potranno essere computate per l'iniziativa, ma che testimoniano il sostegno alla battaglia per la libertà di stampa di cui Julian Assange è stato simbolo non solo attraverso il suo lavoro ma anche affrontando una vicenda giudiziaria che lo ha travolto per diversi lunghi anni. Ora l'auspicio di Belluno per Assange è che la mozione possa essere calendarizzata al più presto dal Consiglio Comunale, che possa ottenere un largo sostegno da parte di tutti i gruppi consigliari. Ci fermiamo qui, era la nostra ultima notizia, grazie per essere stati in nostra compagnia, ora c'è il meteo, arrivederci.